Una meravigliosa terra di mezzo, qui dove la laguna veneta incontra l'entroterra, tra corti benedettine e ville cinquecentesche. Operose genti la popolarono per secoli, in abitazioni erette con muri di argilla e calce e con il tetto in paglia. Una terra estesa tra argini di maestosi fiumi, coccolata dalla brezza della laguna, dove trame di terra, acqua e vegetazione superano qualsiasi quadro che mano di artista abbia mai dipinto. Ogni città è la risposta dell'uomo, ispirato dalla bellezza e motivato dalla necessità di sopravvivenza. Qui si intersecano storie di terra e di mare, come la storia del tempo, impreziosita dalla presenza di uno degli orologi più antichi del mondo, tuttora funzionante. O come la storia dei bossolà, l'antico pane che i pescatori portavano in barca senza timore che si guastasse. Si attraversano paesi che puntellano una campagna immensa che il secolare lavoro dell'uomo ha reso fertile e generosa. In queste terre è naturale incontrarsi di fronte al fuoco e degustare i sapori della migliore tradizione contadina. Nei secoli, i migliori costruttori, i migliori pittori e i migliori pensatori sono passati di qua, lasciando il segno. Ci si imbatte di continuo in chiese e torri medievali, in parchi e ville rinascimentali e persino in ritrovamenti archeologici. Segni dell'uomo che la terra conserva da secoli, da millenni. L'acqua ha reso l'uomo ingegnoso, domatore di sventure e fatalismi, e creatore di macchine sofisticate. Ed oggi i segni della natura e quelli dell'uomo sembrano essersi allineati ad un tempo lento, perfetto per ammirarli.